Bentrovati nel consueto spazio dedicato al faccia a faccia all'interno di Penalty. Questa settimana ospitiamo Stefano Barresi, presidente della nuova Igea Virtus. Salve presidente, ben trovato. Buonasera. Ancora galvanizzato dalla bella vittoria della stagione, no? Sì, è stata una bellissima vittoria, veramente inaspettata ma bellissima. Vogliamo conoscere questa settimana l'altro lato del presidente Stefano Barresi. Ecco, per esempio, la prima domanda. Stefano Barresi, al di là del calcio, chi è e che cosa fa? Allora, io lavoro con la società di mio fratello e abbiamo un centro scommesse a Terme Vigliatore. Sempre dentro il mondo del calcio? Sì, ora ovviamente in Serie D dobbiamo un po' modificare qualcosa perché giustamente la Serie D viene quotata e quindi vediamo un attimino. Ha mai valutato un giocatore o un dirigente dal sentito dire? Sì. Qualche giocatore sì. Possiamo fare qualche nome? Sì. Idoiaga. Ah, addirittura. Beh, grandissima stagione. Sì, è stato fantastico veramente. A chi vuole dedicare questa bella vittoria di questa stagione? Ci sarà sicuramente qualche familiare, qualche amico, qualche persona cara. Vabbè, diciamo che la dedico alla mia famiglia, mia moglie e mia figlia, che tutte le domeniche l'hanno sopportata. mangiano soli a casa, soprattutto quando siamo in trasferta, e quindi la dedico a loro, soprattutto a loro. Poi ovviamente diamo per scontato i tifosi che ci hanno seguito tutto l'anno con grandi sacrifici. Con grandi sacrifici. Ma lei come trascorre il suo tempo libero? Cinema, teatro, computer? Cioè, la sua giornata, al di là del Barcellona Pozzo di Gotto calcio, come viene vissuta? Vabbè, a parte che generalmente quando c'è il campionato seguo gli allenamenti, quindi sono spesso allo stadio, sono molto presente. Però nel suo tempo libero Però nel mio tempo libero ci sarà. Sì, ogni tanto faccio qualche partita a calcetto, sono al lavoro, quindi il tempo lo passo là, magari c'è qualche biliardo, calcetto, insomma ci passiamo il tempo. Ho capito. Passa il tempo in queste cose, diciamo. Presidente, ma da bambino lei ha immaginato che avrebbe vinto da dirigente un campionato importante con il Barcellona Pozzo di Gotto? Beh, per me è un sogno che si realizza perché io, diciamo, sono figlio di immigrati, mia mamma e mio padre lavoravano in Svizzera e quindi a 5 anni ci siamo trasferiti in Italia e abitavo proprio di fronte allo stadio dal Quindi Contres. questo feeling è nato da bambino? Da bambino mi ricordo c'era la buonanima di Don Gaetano Arcoraci che mi faceva entrare, io piccolino entravo sotto le gambe, avevo 8-9 anni e già allo I stadio. campi erano polverosi però. Sì, allora c'era già l'erba polverose. Vabbè, allora lei è proprio partito dall'inizio e questa è sicuramente una bellissima ricordo la tribuna ancora con i ferri innocenti, i tubi innocenti e le tavole di legno. Stiamo parlando almeno di 40 anni fa, forse anche di più. Di più. Ne ho 57, quindi quindi tantissimo tempo. Anni fa. Chi sono, se ne ha, i suoi nemici? Nemici non ne ho perché io cerco sempre di intrattenere buoni rapporti con tutte le società, quindi generalmente non ne ho. Ogni tanto litigo con qualcuno, però poi ci faccio subito pace, vedi Lorre, ci siamo sentiti in settimana. Ma ha trasformato la sua capacità dirigenziale negli anni? Cioè, rispetto a un paio di anni fa, come si vede adesso? Ma adesso più riflessivo? Sì, ma molto prima ero troppo infuocato, ora diciamo che venivo da un ambiente ultra, perché sono stato ultra dell'Igea, quindi venivo da quell'ambiente, quindi la mentalità era quella. Però negli anni ora ho maturato il discorso pure di fare il presidente. È un ruolo istituzionale, quindi anche se io siedo spesso in panchina, ma evito di polemizzare. Io fine partita, non so se ci sono le immagini, si vede chiaro che fine partita vado a salutare Betta e non vado ad esultare, perché per me il prima è la cavalleria rispetto alle società che vengono ospitate. Per chiudere, una domanda che secondo me è logica per uno che vive il mondo del calcio. Che rapporto c'ha con la tecnologia, per esempio, che rapporto c'ha anche con i social? Ma io social, diciamo, non sono molto social. Ho tutti i social, Instagram, Facebook, però lei è moderno, ma le utilizza poco. Li utilizzo solo per la squadra e basta, non per altro, perché
diciamo, molto impegno al lavoro, avendo un centro scommesse, quindi Certo. lavoro sempre col computer, quindi spesso sono là, risultati, partite, figurati che spesse volte non guardo neanche le partite di calcio. Però è servita la tecnologia, adesso anche applicata nel mondo del calcio. Il match analyst, per esempio, è una figura che sta diventando sempre molto importante dal punto di vista tecnico. Sì, noi l'anno scorso avevamo un ragazzo che era da di Terme Viatori, dove avevo il centro scommesse, che Fabio Alesci, che ci faceva il match analyst sopra, è abbastanza una figura Allora, importante. una società che comunque è a passo con i tempi. Sì, vabbè, cerchiamo di organizzarci sempre e comunque per cercare di vedere un passo avanti. Non Certo. è facile perché giustamente combattere con tante cose non è semplice, infatti ora vediamo se riusciamo a ristrutturare la società con qualche altro nuovo ingresso, se sarà possibile, ovviamente di persone per bene, perché noi siamo 7 soci, 8 soci che sono persone tutte amici, familiari, infatti sabato abbiamo festeggiato tutti in famiglia con la squadra e con le mogli, fidanzate. Rimandando il tutto alla prossima stagione. Ovviamente, ora Dai suoi occhi vedo tantissima felicità, tantissima voglia di ritornare in campo, come se insomma la stagione precedente fosse durata veramente 10 minuti, invece è durata tantissimo, è stata lunga, è stata travagliata, però la determinazione è talmente grande che ha veramente tanta voglia di ritornare presto di nuovo in campo. certo, vabbè, la Serie D dico è una decina di giorni, 15 giorni che abbiamo finito, 20 giorni, quindi ora non so il preciso giorno che abbiamo finito, non ricordo, il 16, e quindi già una quindicina di giorni che abbiamo finito e dobbiamo ora iniziare a pensare alla stagione Prossima. che verrà. Allora, con questa bella determinazione del presidente Barresi, noi concludiamo questo faccia a faccia. Presidente, grazie, in bocca al lupo, buona estate, perché si deve anche riposare e poi ripartire proprio per la nuova avventura della Serie D. Riposare poco, dobbiamo pensare ora a costruire la squadra. Benissimo, allora buon lavoro e grazie anche a voi che ci avete seguito per questo ennesimo appuntamento del Faccia a Faccia. Questa settimana con il presidente della nuova Igea Virtus di Barcellona Pozzo di Gotto, Stefano Barresi.